lo prenderemo in mano. Questo qua è lui, Chi è lui? Senti, lui, riconosci lo stile? Senti, è lui. È lui. Incredibile. Senti lo stile. Nulla. Incredibile. Dove siamo qua? Qua siamo su Santa Monica Pier di Santa Monica, appunto. Ma sì o no? Hai capito come? Noi siamo venuti in America a cercare un nuovo chitarrista e qui su Santa Monica Pier forse abbiamo trovato un possibile candidato. Andiamo a vedere. Fatta anche la rima. Non si può fare la No, ma però. Oppa. Hello, Lumatera from Italy. Hey, welcome to Santa Monica Pier. Hello everyone, I'm Eric Lisiak from the band Worldwide, and this is my wife Carrie. She's playing drums and singing. I was born in Poland and grew up in France, and when I played my first band, unfortunately we started fighting between us and it didn't very work out for us. I decided then to move to California. That was always my dream, to be here in California. I had some saved money, so I survived for a month. My friend, she knows somebody in Malibu that they said, come over, open a house for me. So I went, and since I'm here, played the music with Carrie. We met at the club in Agora Hills. We got married after that. Ever since then, we're playing music together. Yeah, since then we play music together. We like to come here in the morning. Is to be playing for the visitors coming from the different countries. And we play our music, our original music, and people like it. Our latest CD is up for the 58th Grammys for consideration, so. Io capito dove siamo? Pazzesco. Avresti mai detto nella tua vita di fare un mutande davanti alla scritta Hollywood? Non ho più 15 anni da un tocco. Amici, ormai sono giorni e giorni che battiamo Los Angeles a tappeto praticamente, alla ricerca di questo nuovo chitarrista. Già siamo andati dappertutto e abbiamo cercato anche su Facebook. Esattamente. Però di solito gli altri su Facebook è raro che guardiamo gli uomini, giusto? Guardiamo tante dolcissime. Ma pensa. Infatti, pensate, abbiamo trovato una dolcissima che suonava in uno dei nostri gruppi preferiti, si chiamavano Civette si scrive, e avevano fatto delle canzoni bellissime e abbiamo trovato la chitarrista, perché adesso non suonano più insieme, era libera, le abbiamo scritto. Ma sì, tu devi scherzare? Magari ho detto dolcissimo. Pinocchione! Fortuna vuole Fatalità. che lei Giorgio Gozzo. conosce il dolcissimo Ahmad, che è il nostro carissimo nostro amico. che è qui al Causality Studios di North Hollywood, ok? È qui con i suoi soci Nick e gli altri loro amici. E Ahmad ci dovrà presentare dal vivo per la prima volta questa dolcissima che abbiamo. Manco che non telefonare, spero che ha un po' avuto paura. Ma sì, Welcome, Giorgio. Hey, what's up, dude? How are you? What's up? Dovete sapere che Ahmad è uno di noi, abbiamo fatto di quelle serate proprio giuste, lui ci ha capito How are you, subito. man? Good to see you. Close the door. It's getting cold out in LA today. Ahmad è uno di noi, purtroppo non può venire lui in tour con noi perché lui suona con tanti gruppi famosi, anche con i Crazy Town ha suonato, adesso ha il suo progetto, è qui lo studio e quindi è sempre Welcome. impegnato. Però Welcome. Come on, I want you to meet this girl. She's I think a good fit. ok. Me too. Hello. It's so good to see you. Hello. Oh, very nice. Oh, good. It's great to really meet you. Yes. Hello. How cool. È più meglio dal vivo che dalle foto, ma però andiamo a conoscere più meglio la Susie da vicino, Areo. Avanti! Avanti! Hi,
Hi, my name is Susie Moon, and I play guitar in a band called Turbulent Heart. I started off playing in a band called Savette, but I would say that I was performing long before that because I always had the itch to model and act. Well, I started playing guitar because my sister gave me one, and we wanted to just travel and to play music and to do that together. I have always idolized rock stars and rock and roll. Keep exploring and finding new magical things in rock and roll all the time. We put out 2 albums with them and did a ton of touring. So about 2 years ago, I started the Turbulent Hearts. And for a while, we played as a trio. And right now, we're just working on recording songs. We have a third EP coming out. It's called the Crazy Girl EP. The great thing about being a musician is that you never have to stop. You just get to keep playing music forever. And I see the guys in the room with Tara, and they look like they're having a really fun time. And I want to hang out with them. I've been to Florence, and I've been to Venice. It was very cold on the gondola. I would like to take another gondola ride. I don't know, I think that I would bring a lot of energy to the live show. Like, I just like to play. And I don't have to be singing lead, that's okay. I want to have a fun new experience, and I think that I could bring, you know, all of that good stuff to the table. Mario, 3 spritz all'apero, grazie. Non serve neanche più dire niente, li casa pronti. Grandissimo. Grazie. E Ciao amici. Che giornatina, ragazzi. Oggi però dai, se belle queste interviste qua fuori. All'aria aperta. Siamo stati al pier di Santa Monica. Bellissimo. Quanto bello è il pier di Santa Monica. Così con l'oceano, però. Sole, pazzesco. Marek mentre suonava con l'oceano dietro, l'ho un po' invidiato. E che avesse un ventilatore. Bellissimo. Sono una bella coppia, loro Sì. sono simpaticissimi. Ma io non venirà mai via con gli altri. No, è un po' fuori età. Però simpaticissimo, e il disco che ci ha dato, a me è piaciuto, ascoltarlo in macchina, è bello. Piuttosto di Marek che mi ha fatto vedere un fiato dei bogimenti. Chi sei che ti piace a te? La Susi che abbiamo visto dopo, amore. Susi. Hai visto che lei ha la chitarra di Tim Armstrong? Io sono rimasto malissimo, bene, perché non pensavo, cioè, vi ricordate anni fa che ho detto guarda che Sivet, qua un gruppo fighissimo, americano, e fatalità, il destino vuole che lei, capito, che viene qua, è questo gruppo così, bellissimo. È tirata fuori a Mad, non sbaglia mai. No, infatti, Susi penso che faremo difficoltà a trovare insomma dei concorrenti degni, perché lei spacca. A me piace tanto. Sì, è rock and roll, sì. Possiamo vederla, perché siamo sempre stati a forza di nostre robe tra mascetti e però potrebbe creare casino. Lo so, magari metti che se innamoremo tutti di idea, cosa succede dopo? Va bene, non sta a pensare, ci E